Le fiamme alte e il fumo denso ed acre che è penetrato nella struttura rendendo l'aria irrespirabile e le urla degli ospiti dell'Hotel Maxim a Verona sono stati attimi di paura, quelli vissuti da studenti, turisti ma anche lavoratori. Molti giovani sono scesi dalle scale con pantaloncini e magliette. Solo in un secondo tempo sono potuti rientrare nelle camere accompagnati dai vigili del fuoco per recuperare valigie e borse. Due classi dell'Istituto Superiore Paschini di Tolmezzo hanno fatto immediatamente il rientro in Friuli in pullman. Alcuni genitori di una classe svizzera si sono precipitati a Verona per portare a casa i figli, mentre gli altri ospiti, circa 124, hanno passato la notte al Palazzo della Gran Guardia. Sul posto numerose squadre tra vigili del fuoco, SUME 118, forze dell'ordine e protezione civile. Un cumulo di materiali e scarti accatastati a terra, tutto bruciato, ed è da qui che sarebbero partite le fiamme che si sono propagate ad alcuni cipressi che si trovavano a ridosso della facciata dell'hotel dove all'ultimo piano erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il vento ha fatto poi il resto. In pochissimi minuti le fiamme si sono propagate. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver avvertito come dei botti di petardi esternamente alla struttura. Una persona sarebbe stata portata per una lieve intossicazione all'ospedale di Borgo Roma, si tratta di una dipendente dell'hotel. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo che poteva avere conseguenze ben più gravi.